Panicunzato il saluto all'estate, grande festa di partecipazione popolare ieri sera all'iniziativa nata dall'idea di un comitato organizzatore con in testa il regista e attore Franco Di Salvo e il musicista maestro Stefano Tesè. Un successo talmente ampio da indurre gli organizzatori alla proposta di istituzionalizzare l'evento e farne un appuntamento fisso dell'estate realmontina. Dal cibo di strada alle mostre di quadri, l'esibizione di una stilista all'interno di uno dei gazebo, messaggi di impegno sociale e solidarietà lanciati dall'Associazione Italiana Donatori Organi e da quella per la lotta alla sclerosi multipla e tanta musica sul palco hanno catalizzato l'attenzione del pubblico proveniente anche dai comuni viciniori che ha applaudito a scena aperta le esibizioni di gruppi musicali, cantanti, musicisti e anche di un corpo di ballo. Soddisfatti gli organizzatori, Franco Di Salvo si dichiara commosso, emozionato, anche perché in un giorno infrasettimanale di ottobre, dice, quando turisti e fruitori di mare e spiagge sono davvero pochi e tutti hanno ripreso le attività lavorative, vedere la piazza piena di gente che sta insieme e alterna musica a momenti conviviali in gioia e serenità è veramente una grande emozione. E dunque, ciao estate, Realmonte è già pronta per la prossima.